40.000 giovani in cammino da 200 diocesi italiane hanno raggiunto il Circo Massimo a Roma per l'incontro con il Papa. Molte le domande rivolte dai ragazzi a Francesco su temi quali sofferenza, fede e futuro. I Santi della Porta Accanto, una mostra itinerante dedicata ai giovani che hanno vissuto il Vangelo con radicalità. Inaugurata a La Spezia, oggi è stata allestita a Chiavari, domani a Santo Stefano d'Aveto. E il soccorso ligure, il presidente Toti pronto a rinnovare la convenzione con i vigili del fuoco. Se non ci sarà la volontà della controparte, anche la Liguria affiderà il servizio tramite gara. Battezzati due gemelli ad Orelo, Filippo e Nicola hanno riportato vita e speranza in una valle alle prese con il dramma dello spopolamento. I genitori hanno scelto di valorizzare la famiglia e la tradizione. Il Comune di Nea ha festeggiato il patrono San Lorenzo. Nell'occasione è stato inaugurato il nuovo piazzale della Cappella di Conscienti, realizzato grazie alle offerte dei fedeli. Un tuffo nel passato a Rocca Tagliata di Neirone in occasione della festa di San Lorenzo, danze medievali, sbandieratori, giochi antichi, duelli di spade in piazza e molto altro ancora. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. Dopo tanti chilometri, 40.000 ragazzi in cammino da una settimana da ogni parte d'Italia sono giunti a Roma per ascoltare le parole del Papa e pregare insieme a lui. Abbiamo seguito in diretta proprio questo evento. Il Papa è giunto al Circo Massimo attorno alle 18:30, dove erano già presenti decine di migliaia di giovani giunti a Roma da 200 diocesi italiane e altri giovani che si sono aggiunti per questo abbraccio corale a Papa Francesco, un momento di incontro e anche di condivisione di tante domande alle quali il Papa ha risposto. In una Roma baciata dal sole di agosto, la 2 giorni di incontro dei giovani italiani in preparazione alla 15ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Come abbiamo potuto documentare nel corso di questa settimana, anche un gruppo della nostra diocesi insieme ad altri giovani liguri si è mosso ed ha raggiunto Roma, e allora proprio da Roma, dal Circo Massimo, ci risponde in diretta telefonica Don Luca Sardella, che ha accompagnato insieme ad altri sacerdoti questi ragazzi. Ciao Don Luca. Buonasera Cristina e un saluto a tutti. Come sta andando questo momento? Abbiamo potuto seguire in diretta il momento appunto dell'incontro, dello scambio e anche l'inizio della veglia di preghiera con Papa Francesco. Come lo state vivendo? Sì, si è conclusa da poco la veglia da Papa Francesco al termine di un pomeriggio di incontro appassionato tra il Papa e gli oltre 85.000 giovani italiani giunti da ogni parte del nostro paese. È stato un momento di confronto molto significativo, ci sono state da parte di alcuni ragazzi delle domande che sono andate al cuore della fede, delle domande sul futuro, sul sogno di Chiesa che i giovani custodiscono oggi, e il Papa ha risposto anche in modo molto appassionato, chiedendo di non avere paura del futuro, di continuare a sognare, di sperare per la propria vita. Il nostro gruppo, almeno il gruppo della diocesi di Chiavari, si trova in fondo al Circo Massimo. C'è stata una lunga attesa, ovviamente dovuta a controlli di sicurezza. Siamo arrivati al Circo Massimo intorno alle 15, c'è stata oltre un'ora di coda per poter raggiungere poi l'interno dell'area predisposta per l'incontro con il Santo Padre. Il nostro gruppo si trova sul fondo del Circo Massimo, sul lato sinistro, quindi un po' distante in realtà dal palco, ma c'è stata la possibilità di seguire anche la preghiera insieme attraverso i maxi schermi presenti. Molto caldo perché il tempo ad agosto a Roma è davvero faticoso da sostenere, però questo non ha spento e non ha smorzato l'entusiasmo dei nostri ragazzi, dei ragazzi di Genova e di Spezia che hanno camminato con noi da lunedì. Nonostante la fatica di questi giorni, ci si prepara questa notte ad affrontare la notte bianca della fede. Più chiese della città di Roma saranno aperte per momenti di preghiera, adorazione eucaristica, la possibilità di confessarsi. In alcune chiese saranno proposte anche testimonianze sulla vita di alcuni santi. Quindi sarà bello vivere questa notte speciale alla vigilia proprio del Sinodo dei Vescovi che si celebrerà ad ottobre, proprio rinvigorendo anche la propria fede, in attesa poi della messa conclusiva di domani mattina, che sarà presieduta dall'arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Direi, Don Luca, che il clima è caldo, non solo quello meteorologico ma anche quello dell'affetto. Abbiamo visto questi giovani molto motivati nonostante appunto anche le difficoltà di spostamento e abbiamo, come dicevi, i numeri sono addirittura raddoppiati rispetto a quelli che si sono messi in cammino. Sì, perché sono 40.000 i ragazzi che hanno affrontato il cammino in questa settimana nei territori rispettivi di appartenenza e poi ci hanno raggiunti da ieri sera anche qui dalla nostra diocesi degli altri giovani che hanno vissuto con noi la parte conclusiva di questo appuntamento e così non solo per la Liguria ma anche per tutte le altre diocesi, tanto da raggiungere davvero oltre 85.000 presenze almeno accertate questo pomeriggio qui al Circo Massimo di Roma. Tanto caldo dicevi, ma l'entusiasmo è davvero sorprendente, i ragazzi stanno a sorprenderti perché nonostante tutti i disagi, la fatica, c'era chi cantava, chi animava, c'era davvero un clima grandioso di festa e questo è proprio il segno di sognare una chiesa capace di accoglienza, capace di cura, capace di inclusione e i giovani questa sera hanno dato una bellissima testimonianza di un sogno di chiesa che aspirano a diventare anche realtà. Bene, grazie Don Luca, buona notte bianca, allora buon proseguimento di cammino, avremo modo poi da lunedì anche di trarre una sintesi di questo momento, di questo pellegrinaggio, di questo incontro, grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti. Bene, ringraziamo Don Luca Sardella che appunto ci ha dato un po' il polso della situazione che si sta vivendo in queste ore a Roma, al Circo Massimo, all'incontro con il Papa. Come abbiamo ascoltato, la notte proseguirà nelle varie chiese di Roma dove i ragazzi potranno partecipare a appuntamenti di spiritualità, di arte, cultura, spettacolo e animazione. Ma sentiamo proprio un passaggio, una risposta di Papa Francesco ad una domanda posta da un giovane giunto a Roma proprio in questa occasione. Un giovane mi ha detto: io ho un problema nell'università perché ho un compagno che è agnostico. Mi dica, padre, cosa devo dirle a questo compagno agnostico per farle capire che la nostra è la vera religione? Io ho detto: caro, l'ultima cosa che tu devi fare è dirle qualcosa. Incomincia a vivere come cristiano e sarà lui a domandarti perché vivi così. Nell'Apocalisse c'è un passo che dice, Gesù dice: io busso alla porta, se voi mi aprite io entrerò e farò cena con voi. Gesù che vuole entrare da noi. Ma io penso tante volte a Gesù che bussa alla porta, ma da dentro, perché lo lasciamo uscire. Perché noi tante volte senza testimonianza lo teniamo prigioniero delle nostre formalità, delle nostre chiusure, del nostro egoismo, del nostro modo di vivere clericale. È il clericalismo che non è solo dei chierici, è un atteggiamento che tocca a tutti noi. Il clericalismo è una perversione della Chiesa. Le dirette televisive su Telepace 1 riprenderanno domani mattina alle 9:30. Trasmetteremo da Piazza San Pietro la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Alle 12 la recita dell'Angelus. E in concomitanza con l'incontro dei giovani italiani con il Papa, in preparazione al Sinodo dei Vescovi di ottobre, oggi sul sagrato della Cattedrale di Chiavari era presente una mostra Santi della Porta Accanto. Alcuni pannelli con ritratti dei giovani che hanno saputo dare esempi di santità nel vivere la loro realtà locale e personale. Domani la mostra sarà allestita nel Palazzo Comunale di Santo Stefano d'Aveto. Sentiamo. Santi della Porta Accanto è la mostra che propone ritratti di giovani donne e uomini che hanno vissuto con gioia ed entusiasmo il Vangelo, secondo la loro specifica vocazione nella loro realtà locale.
È stato possibile visitarla sul sagrato della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per l'intera giornata e domani sarà al Palazzo Comunale di Santo Stefano d'Aveto. Tra le figure presentate anche 3 giovani legati alla Liguria: Albinio Badinelli, Chiara Luce Badano e Marco Gallo. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Don Zilli e dal Centro Culturale San Paolo, col supporto del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Rientra in un progetto più ampio, dedicato ai giovani, che avrà come appuntamento il Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre, dal titolo I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. E ora facciamo un passo indietro. Come sapete, questa settimana è stata caratterizzata da un pellegrinaggio che i giovani della Liguria hanno compiuto attraversando anche la nostra diocesi. Il momento conclusivo ieri a La Spezia con l'incontro di tutti i giovani liguri nella cattedrale, poi trasferimento a Portovenere dove è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo di La Spezia, Monsignor Palletti, e al termine il concerto del Gen Verde. La sintesi nel servizio. La vita non è una casualità, siamo frutto di un progetto che non viene da un Dio freddo e ostile, ma dal cuore di un padre. A dirlo Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, nella messa a Portovenere, partecipata dai giovani pellegrini liguri. I ragazzi, dopo 5 giorni di cammino, hanno sostato in preghiera prima del viaggio verso Roma, dove li attende il Papa. Palletti ha spiegato che non c'è una formula magica con la quale rivolgersi al Signore. Gesù dice di chiamarlo Padre, ciò significa che noi siamo figli. E questo vuol dire che allora la nostra vita è stata pensata prima ancora che si accendesse in noi. Noi siamo nel pensiero di Dio da tutta l'eternità. Chissà se ci abbiamo mai pensato, ma in modo serio, certo pensato sicuramente, ma fermarsi un attimo e dire: Dio mio, tu mi pensi, tu mi stai pensando. Tu mi stai volendo in questo momento, tu stai pronunciando il mio nome in questo momento, e allora io esisto. Dio ci prende sul serio, più di quanto facciamo noi, ha proseguito il vescovo di La Spezia. La vita dunque non può che essere una chiamata del padre e la risposta dei figli. Non esiste una vita fai da te, è forte, è la tentazione della vita fai da te. Il mondo te la propone, dopo te la propina e dopo te la rovina. Perché quando questa vita vai da te, non fa più da te, sei diventato uno scarto e magari devi essere anche eliminato, perché gli scarti si gettano. Dio non ci chiama come un padrone, ha concluso Monsignor Palletti, ci chiama amici. Di qui la domanda: quanto è vero questo nella nostra vita? Il pericolo, ha dunque sottolineato, è di una vita da credenti dove però non cambia nulla e dove il Signore viene sempre dopo. Che bello se invece aprissimo il Vangelo e dicessimo: Signore, vengo subito. È una grossa sfida, Provate ad aprire una pagina di Vangelo, a caso, tanto non esiste la casualità. E poi per quanto sia un caso quella parola di Dio, e parla sempre, e quello che ti propone gli dici: vengo subito. E dopo questa ampia pagina dedicata ai giovani in cammino aggiunti a Roma all'incontro con il Papa, ora apriamo la pagina di cronaca locale. La notizia della volontà dei Vigili del Fuoco di non voler rinnovare la convenzione è giunta inaspettata e al momento ancora immotivata. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta la notizia trapelata in settimana circa la possibilità di chiusura del servizio di elisoccorso svolto dai Vigili del Fuoco sul territorio ligure. La Regione, si legge in una nota del Presidente, è pronta a rinnovare quella convenzione augurandosi di poterla migliorare dal momento che il servizio sino ad oggi non sempre è stato al massimo della possibile efficacia per scarsità di mezzi e di personale di volo. Questo nonostante Regione Liguria a proprie spese avesse recuperato e rimesso in servizio un ulteriore elicottero abbandonato in un hangar benché di grande pregio. Se, precisa Toti, non sarà possibile rinnovare la convenzione per scelte del Corpo dei Vigili del Fuoco o per linee ministeriali circa l'utilizzo del personale di quel corpo, Regione Liguria ricorrerà, come la totalità delle regioni italiane, ad affidare tramite gara analogo servizio. Una strada, conclude il governatore, che la nostra regione intraprenderà solo se resterà la ferma determinazione dei vigili a non voler rinnovare la convenzione. Sull'argomento è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle della Liguria, chiedendo la convocazione di una commissione straordinaria alla presenza degli assessori regionali competenti
appuntamenti dove dover ascoltare l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei 4 comuni capoluogo di provincia, i 4 prefetti provinciali e tutti i soggetti coinvolti nell'elisoccorso. Questa notte attorno alle 3 un'auto è precipitata giù dal ponte della Vittoria di Cicagna. Nonostante il volo di circa 10 metri, la persona all'interno dell'abitacolo è rimasta praticamente illesa. Sul posto è giunto l'automedica 118, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Chiavari. L'automobilista è stato portato per accertamenti al pronto soccorso di Lavagna. Stiamo vedendo alcune foto. Il sindaco di Zoagli, Franco Rocca, ha valutato positivamente la proposta di realizzare una corsia marina protetta entro i 100 metri per permettere ai nuotatori, snockeristi e amanti della canoa e del kayak di percorrere in sicurezza sino a 5 km del tratto costiero tra Zoagli e Chiavari. Il percorso darebbe un valore aggiunto dal punto di vista naturalistico e sportivo a forte attrazione turistica. L'utilizzo di boa di nuova generazione ecocompatibili e rimovibili nella stagione invernale lascerebbe inalterato il fondale marino nel rispetto e nella tutela di tutte le norme. Sarà ora necessario valutare la fattibilità e il piano economico. L'auspicio del primo cittadino zoagliese è che si possa concretizzare con la sinergia dei comuni limitrofi, ovvero Chiavari e Rapallo. Cambiamo ora argomento. Il battesimo di 2 gemelli ha portato un'intera comunità a ritrovarsi dopo molto tempo per celebrare la vita in una zona dell'entroterra alle prese con molte difficoltà e con lo spopolamento. È successo ad Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro 2 figli gemelli, Filippo e Nicola. Vi raccontiamo questa storia. Per pochi istanti Orero ha fatto un salto nel tempo, agli anni in cui le comunità dell'entroterra erano vive e popolate e dove gli eventi principali di un borgo, come una nascita o un battesimo, non erano così eccezionali. Domenica scorsa 2 piccolini, Filippo e Nicola, hanno riportato la vita nella piccola frazione della Fontana Buona. Se la valle è alle prese con il dramma dell'abbandono e dello spopolamento, c'è chi torna nei propri luoghi d'origine per ravvivare l'amore verso la famiglia e le tradizioni. È accaduto nella chiesa di Sant'Ambrogio di Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro gemelli, nati lo scorso giugno. C'è un lungo filo, d'altra parte, che porta indietro nel tempo. Nella chiesa sono stati infatti battezzati Roberto, il fratello sacerdote, Don Claudio, e il primogenito della famiglia, Pietro. Non è una cosa da poco, insomma, quando la vita torna a illuminare un piccolo comune dell'entroterra. Ho visto questi anni, anche prima, sfogliando il registro, che i battesimi in questi 5 anni, almeno qua per la parrocchia di Orero, del nostro entroterra, sono stati 5 battesimi. Io ho abituato anche a Cuba ogni mese a celebrare appunto il battesimo di 5, 6, 7 bambini. Per me qua è tutto diverso. Grande la gioia dei genitori di Filippo e Nicola e di tutta la comunità di Orero. La famiglia di mio marito è appunto di Orero ed è un segno di attaccamento comunque alla tradizione e alla famiglia, e quindi ci piaceva rinnovare questa tradizione. Il battesimo è il primo passo dei nostri bambini nella famiglia della Chiesa e quindi è una gioia comunque immensa. Il fatto poi che mio fratello sia prete è sicuramente un'emozione in più. Dopo 9 mesi di lavoro nella missione interdiocesana a Cuba, Don Claudio ha fatto rientro in Italia con il grande desiderio di rivedere tutta la famiglia. Con proprio questo desiderio grande di vedere, di conoscere i nipoti e oggi di celebrare con loro il dono del battesimo, il sacramento del battesimo. Prosegue la novena di preparazione alla festa dell'Assunta nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Sino a lunedì l'appuntamento è alle 18 con un momento di riflessione sull'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate di Papa Francesco. In occasione della festa il Comitato Festeggiamenti organizza 4 giorni di gastronomia e musica live. Da stasera sino a martedì 14 agosto stand aperti tutte le sere dalle 19 e serate danzanti dalle 21. Il ricavato servirà a sostenere la realizzazione del nuovo campetto parrocchiale di calcio a 5. Molte le feste patronali che si celebrano in questo fine settimana. La parrocchia di Camposasco festeggia San Gaetano. Questa sera alle 21 la Santa Messa prefestiva, domani alle 9:30 la Messa, alle 17:30 il Vespro e la processione. La liturgia sarà presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Montallegro. Al termine si svolgerà l'incanto con prodotti della parrocchia. Festa di San Pellegrino nella comunità di Santa Maria di Sturla a Carasco, domani alle 18 la Messa, a seguire la processione e la supplica al
santo. A Sant'Ambrogio di Zoagli si celebra Nostra Signora della Salute. Domani alle 10 l'offerta dei fiori a Maria da parte dei bimbi, alle 10:15 la messa solenne, alle 18 l'Eucaristia. Subito dopo la processione seguirà un momento conviviale allietato dalla musica. Festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi, nella cappellina lungo la provinciale 225. La messa sarà alle 20:45 di domani. Al termine la distribuzione di fiori, di dolci e la pesca di beneficenza. Il comune di Nea ha festeggiato il patrono San Lorenzo. I fedeli si sono riuniti nella cappellina di Conscenti intitolata al santo per il canto dei vespri e la processione. Nell'occasione è stato inaugurato anche il sagrato della chiesetta. Tutti sono chiamati a servire, è l'insegnamento che arriva da San Lorenzo, uno degli esempi più forti al quale guardare oggi. Il messaggio è emerso durante la festa patronale del comune di Nea, celebrata nella cappellina di Conscenti. Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, ha sottolineato gli aspetti di significato del santo, il servizio appunto, la sua giovane età, il dono della propria vita e l'amore per i poveri. C'è come un invito a per ciascuno di noi a riguardare la nostra vita non semplicemente come l'occasione che abbiamo per trattenerla, ma se la vogliamo vivere in pienezza, se vogliamo essere felici non possiamo che donarla, come lui. Se dicessimo imitarlo diremmo una cosa falsa perché non ce la facciamo. Guardarlo sì, e cercare in qualche modo di interrogare la nostra vita se siamo capaci di servire, di amare e di avere a cuore i più poveri. La festa di San Lorenzo ha chiamato a raccolta la popolazione. In questo clima è stato inaugurato il nuovo piazzale della cappella. I lavori, finiti lo scorso dicembre, sono costati 10.000 euro, frutto delle offerte dei fedeli. L'intervento è stato affidato all'architetto Roberto Spinetto e all'impresa Nuova Costruzioni San Biagio di Nea. Sono stati rifatti i livelli, regimate le acque e rimessa a nuovo la pavimentazione, che oggi appare con masselli autobloccanti ad effetto pietra, il cui disegno invita a guardare verso la porta d'ingresso della cappella. Il comune ha dato una mano con l'iter burocratico e ha contribuito a rifare l'illuminazione. Si è detto che questi punti sono centri di aggregazione anche sociale, non solo di culto, e devo dire che quando le cose vengono bene e si sta bene nei luoghi dove si può fare aggregazione è una bella cosa, visto che è il patrone del comune, ci sembrava doveroso appunto lavorare e collaborare insieme alla parrocchia, insieme ai cittadini tutti. Festa di San Lorenzo anche nel borgo di Villa Cella a Rezzoaglio. Domani alle 11:30 la Santa Messa seguita dalla processione. Sarà esposta una targa in ricordo dei costruttori del campanile della chiesa e infine il pranzo con le specialità ligure e i festeggiamenti sul piazzale. Anche la frazione di Rocca Tagliata di Neironi in Val Fontanabuona ha celebrato San Lorenzo. Oltre alle celebrazioni religiose, il borgo è stato interessato da una rievocazione medievale. Divertimento, musica, cibo e molto altro per la festa di San Lorenzo a Rocca Tagliata di Neirone, organizzata dal comune in collaborazione con tutti gli abitanti del luogo. La rievocazione storica dei Fieschi ha animato la piazza del paese e fatto divertire più di 100 persone. Al mattino è stata celebrata la Santa Messa e al pomeriggio, dopo il Vespro, si è tenuta la processione per le vie del borgo. Qual è la particolarità della festa di San Lorenzo a Rocca Tagliata? La festa di San Lorenzo è molto sentita perché molte persone che non sono più qui residenti ritornano a trovare appunto le amicizie, si fa il pranzo un po' come se fosse Natale, si ritrovano e passano una giornata insieme e poi insomma, vivono anche la piazza e gli eventi che sono sia religiosi che un pochino più così rituali, diciamo. Un vero e proprio tuffo nel passato, danze medievali, sbandieratori, giochi antichi, duelli di spade, principe e principessa. Principe e principessa, come sta andando? Direi che sta andando tutto bene e oggi ci siamo divertiti molto. Sono arrivati gli sbandieratori di Lavagna che ci hanno aiutato a coinvolgere il pubblico, hanno fatto un bellissimo spettacolo. Anche noi siamo andati là a fare quei balli, abbiamo provato insomma, a intrattenere il nostro pubblico e niente, abbiamo cercato di coinvolgere anche la gente a ballare e direi che insomma ci siamo divertiti noi e anche il pubblico. È la prima volta che partecipate a questa festa oppure già da diversi anni? No, ormai questo è già il 6° anno che lo facciamo e ci troviamo bene, ecco, sì, ci piace. Io mi diverto da morire poi a ballare, poi facciamo le prove, ogni sera siamo qui a provare e ci troviamo davvero bene, sì, io mi diverto molto. Per coinvolgere tutto il paese, facciamo rivivere un po' anche il paese, insomma.
cerchiamo di divertirci assieme, di creare un bel gruppo unito. Quanto è sentita questa festa? La Rocca Tagliata moltissimo, cioè io la vivo da quando sono piccola e poi con questo fatto del Medioevo è molto più divertente, ci divertiamo molto di più. La festa io ce l'ho proprio dentro, io la sento tantissimo e è bellissima, è bellissima. E la notte di San Lorenzo è anche la notte delle stelle cadenti, un'autentica pioggia di stelle cadenti sulla volta celeste è stata osservata in alta via dei Monti Liguri, in alta Val di Vara. Una squadra totalmente femminile del Mangia Trekking ha potuto osservarla nella data canonica, ovvero quella del 10 agosto. Della comitiva faceva parte anche la strofila Chiara Piaggio che, oltre allo spettacolo delle stelle cadenti, ha guidato le presenti anche nell'osservazione delle costellazioni, dei pianeti e soprattutto ha fatto ben distinguere un satellite in moto attorno alla Terra ed un aereo in movimento in alta quota. L'attività di osservazione ha compreso anche una piacevole sosta per la cena. Stiamo vedendo le foto. E c'è chi le stelle le ha osservate da molto in alto. Nei giorni scorsi una formazione del CAI e del Mangia Trekking è giunta sulla vetta del Monte Bianco, dove l'alpinista Filippo Alinovi ha alzato il vessillo della Val di Vara a quota 4.810 metri. Animati da una comune passione per la montagna, i tre alpinisti, Alinovi, Conti e Pelliccioni, hanno compiuto l'impresa in 2 giorni. Nel primo hanno raggiunto il rifugio Gonnella a quota 3.069 metri circa per un impegno di circa 4 ore e 45 minuti. Nel secondo giorno, a 00:40, i tre sono partiti dal rifugio dirigendosi sulla vetta del Monte Bianco. Giunti sulla grande cupola nevosa del Dent de Gouter, a quota 4.304 metri, gli alpinisti hanno incontrato molto vento e freddo e quindi si sono riparati al rifugio Vallot a 4.362 metri. Dopo circa un'ora, con il miglioramento delle condizioni meteo, hanno ripreso lungo la via della cresta più ripida e stretta. Alle 7:30 del mattino Alinovi, Conti e Pelliccioni sono giunti sulla vetta del Monte Bianco e li vediamo in questa suggestiva fotografia. Torna il festival in una notte d'estate promosso da Lunaria Teatro. Diversi gli appuntamenti sul territorio del Levante, si parte il 17 agosto a Sestri Levante e si prosegue con Chiavari. Gli appuntamenti si terranno nel primo caso all'Arena Conchiglia, nel secondo all'Auditorium San Francesco. Per prenotare occorre andare sul sito www.lunariateatro.it. Lo spettacolo Maruzza Musumeci del 25 agosto a Chiavari sarà gratuito. Qual è l'identità di quest'anno, del percorso che farete anche sul nostro territorio? Il concetto principale è proprio l'identità. Quest'anno l'abbiamo attraversata in molti modi a Genova, in piazza San Matteo, che è la nostra sede principale. Adesso andiamo sul territorio del Levante, a Sestri e a Chiavari. Per esempio il 17 di agosto siamo a Sestri Levante con Loriana della Fallaci. È stata una delle giornaliste più importanti del nostro presente, con un culto proprio autorevole dell'identità, della sua personale identità. E quindi abbiamo fatto con un giornalista che si chiama Gianfranco Sansalone un percorso tra le sue interviste, ma anche i suoi scritti, i suoi racconti, i suoi romanzi, insomma la sua autobiografia. Il 20 agosto a Chiavari invece che cosa accadrà e dove? All'Auditorium San Francesco una proposta per i più piccini che c'entra tanto con l'identità. Pinocchio è uno spettacolo per bambini ovviamente, è direttamente gestito da noi come Lunaria Teatro con un attore straordinario che interpreta tutti i ruoli, canta le canzoni più importanti di Pinocchio e muove anche i burattini, tutti i pupazzi e tutti i personaggi. Il 24 agosto l'omaggio a Tenco, dove siamo invece e che cosa accadrà? Siamo a Sestri Levante e lì facciamo uno spettacolo che c'entra tanto con l'identità del cantautorato ligure, genovese, quindi uno spettacolo dedicato a Tenco con l'esecuzione dal vivo di quelle che sono le sue canzoni che sono entrate nell'animo di ciascuno e hanno veramente partecipato a creare un'identità della scuola genovese. Il 25 di agosto si ritorna a Chiavari, questa volta attraversando il percorso letterario di Camilleri. È una proposta direttamente sostenuta dal comune di Chiavari che l'ha dato aperto al pubblico. È un Camilleri particolare, un Camilleri dedicato al mito, ma sempre con la sua revisione, con la sua ottica di revisione ironica del mito di Ulisse e delle Sirene.
Lunedì alle 21 sul sagrato della chiesa di Santa Sabina a Trigoso sarà presentato il ciottolo numero 41 pubblicato dalla collana del Circolo Acli di Santa Sabina di Trigoso. Il titolo Prima del buio. L'autore è Silvio Rezzano, che ripercorre i ricordi dello zio Livio. Ne esce un quadro della Val Petronio e non solo negli anni delle 2 guerre mondiali. Alla presentazione saranno presenti oltre all'autore anche Francesco Dario Rossi, Luciano De Lucchi del Laboratorio di Scrittura Creativa di Riva Trigoso. La sezione Tigullina dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, ha presentato il nuovo direttivo per il periodo 2018-2022, dopo le elezioni che si sono svolte a giugno. Ne fanno parte i sommelier Alberto Iaconi, chiavarese, incaricato delle pubbliche relazioni. Referente per gli eventi sarà il sestrese Alessandro Daddi, la leivese Valentina Venuti, che si occuperà di web e social, incaricata dei servizi Monica Solimano di Casarza Ligure. A guidare il direttivo Sergio Garrefa, eletto delegato AIS del Golfo del Tigullio, promontorio di Portofino. Sacchetti e rifiuti ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti, e quanto è stato ritrovato ieri nel quartiere di Caperana a Chiavari, vicino alla curva di San Lazzaro. Gli agenti della Polizia Municipale, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato i responsabili, ai quali è stata notificata una multa da 303.000 euro, sanzione che può raddoppiare se si tratta di rifiuti pericolosi. E ora una notizia che riguarda Chiavari, la vediamo pubblicata anche sul nostro sito internet, perché nella settimana di Ferragosto sarà sospeso il servizio di spazzamento meccanico delle strade. La decisione è stata assunta dal sindaco, visti gli eventi e gli spettacoli in programmi in città nella settimana di Ferragosto e l'afflusso maggiore di turisti. Il servizio, che sarà interrotto da lunedì 13 a domenica 19 agosto, riprenderà regolarmente come da calendario lunedì 20 agosto. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace per domani e per lunedì, ricca di appuntamenti. Li ascoltiamo insieme. Ricca agenda per domenica 12 agosto. Dalle 8 alle 12 in Piazza della Chiesa a Pianezza di Cicagna si terrà una raccolta di sangue con automoteca organizzata dall'Avis di San Colombano in collaborazione con l'Avis di Genova. Per tutta la giornata si svolgerà lo sbarazzo nei negozi del centro storico di Rapallo. Dalle 9 alle 18 si terrà il torneo sociale di tennis per principianti al centro sportivo Zona di Carro. Dalle 9.30 alle 12 alla sala Livellare di Via del Pino a Chiavari si terrà la riunione del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese. La mostra dei lavori degli ospiti dell'Anfas di Villa Gimelli sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 nella sede della Lega Navale di Rapallo. Alle 17 visita guidata al trittico di Sant'Andrea a San Lorenzo della Costa di Santa Margherita Ligure. Alle 18 in Piazza della Libertà a Rapallo sarà allestito il Mercatino dei Creativi in Libertà. In località Frisolino di Festa in piazza con incontri di argomento politico e sociale, dalle 19 apertura degli stand gastronomici e concerto a cura di Davide Aramini. Proseguono i festeggiamenti in onore di San Lorenzo a Rocca Tagliata di Neirone, dalle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 serata danzante con l'orchestra Marino Castelli. 23esima edizione del Trofeo Città di Chiavari Bridge sotto le stelle in Piazza Fenice, dalle 19.30, organizzato dall'Associazione Bridge e dal Circolo Chiavarese. Beer Art Rock 2018, festa della birra al Parco De Martino di Rapallo, con musica live a partire dalle 20.30. Festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconnesi, dalle 21.45 sarà possibile ascoltare la musica con l'orchestra di Ruggero Scandiuzzi. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Buon Viaggio, alle 21.15 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Riva Trigoso di Sestri Levante si esibiranno in concerto Alessandra Visentin e Luca Scandali. Nell'ambito della quarta edizione del Guitar Summit, Beppe Gambetta presenta Mary Nick Tassag e Chris Newman alle 21.30 all'Anfiteatro Bindi ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure. In occasione dell'iniziativa musicale Bonassola Jazz, alle 21.30 inizierà una serata dedicata a New Orleans nei locali Bar del Moro e Gelateria Pertuso. Appuntamenti per lunedì 13 agosto, sbarasso di fine stagione anche a Chiavari per le vie del centro storico a partire dalle ore 9.
Impariamo il mare, il laboratorio per bambini con giochi di riconoscimento delle specie, prove di acquaticità e altro ancora in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 13. In località Frisolino di Ne, festa in piazza con incontri in argomento politico e sociale, dalle 19 apertura degli stand gastronomici e concerto con Amplando & Co. Festa Temossi di Borgionasca organizzata dal Circolo Acli, stand gastronomici dalle 19 e in serata orchestra con Marianna Lanteri. Beer Art Rock 2018, festa della birra al Parco Martino di Rapallo, prosegue con musica live dalle 20:30. Alle 21 in piazza 27 dicembre a Zoagli si svolgerà il concerto con musica, ballo e canzoni della band Ikebana, l'ingresso è libero. Omaggio a Rossini, concerto musicale all'Arena Conchiglia di Sestri Levante alle 21 a cura dell'Orchestra Filarmonica. In occasione della festa della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso alle 21:15 spettacolo sul piazzale della chiesa di San Pietro. Come fai? Fai bene, show comico di Enzo Paci in piazza Mazzini a Chiavari a partire dalle 21:30. Ed infine, in occasione della festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi, alle 21 musica con l'orchestra I Caravel. Abbiamo un aggiornamento di cronaca perché dal pomeriggio di quest'oggi, complice anche il vento che sta lambendo la nostra regione, si sono sviluppati 2 incendi nello Spezzino, il primo in zona Senato in prossimità di Lerici, ha iniziato a imperversare intorno alle 16 e ancora adesso sta richiedendo un massiccio impiego di mezzi di soccorso, di vigili del fuoco. Il secondo si sta sviluppando nell'area di Punta Bianca verso la Val di Magra, le fiamme si stanno dirigendo verso la valle. Sul posto sono giunti anche i mezzi dei vigili del fuoco di Chiavari che sono in supporto a quelli di La Spezia. Non si conoscono ancora i tempi necessari agli spegnimenti dei 2 incendi boschivi e neanche le cause. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che domani mattina alle 9:30 saremo nuovamente in diretta da Piazza San Pietro per seguire il momento conclusivo del pellegrinaggio dei giovani italiani che hanno incontrato oggi Papa Francesco in vista del Sinodo dei Vescovi che sarà dedicato proprio ai giovani. Domani mattina alle 9:30 la Santa Messa che sarà presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti e alle 12 la recita dell'Angelus. I nostri notiziari ritornano lunedì alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello e alle 12:45 con il TG13. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica.